Buongiorno dal TG2, il primo weekend libero della fase 2 è iniziato con le piazze strapiene di venerdì sera ed è proseguito ieri ed oggi con la corsa alle spiagge e poi nei rioni della Movida. Molti sindaci si sono arrabbiati, altri hanno fatto parziali marce indietro rispetto alle iniziali aperture. Vediamo allora con Elena Malizia e Laura Corsi. Ma non li puoi controllare, quindi l'alcol lo devi dare a tutti se te lo chiedono. Fai presente al cliente di tenere la distanza di sicurezza, se poi non la rispettano glielo ricordi. Nemmeno il maltempo a Milano ha bloccato la Movida nel primo sabato dopo la riapertura dei locali. La gente voleva uscire, non ce la faceva più. Secondo me basta tenere le distanze di sicurezza. No, se posso dire la mia, no, non le rispetto, nel senso che anche qua comunque siamo 6 persone, siamo molto vicine. Poi è chiaro, ci conosciamo tutti, però comunque non sarebbe da fare. Consapevoli in teoria, rilassati nella pratica, da nord a sud le città si sono animate non senza assembramenti, nonostante i numerosi controlli delle forze dell'ordine che hanno effettuato molte denunce. Allora ragazzi, vi faccio solo allargare ancora un po', così teniamo 1 metro tra tutti e andiamo alla grande. Più attenzione nei salotti torinesi, meno in quelli romani, dove fin dal pomeriggio all'ora dell'aperitivo i giovani si sono ritrovati e alcuni non hanno potuto fare a meno di abbracciarsi. Traffico in tilt e lungomare bloccato fino alle 4 del mattino a Napoli con bivacchi e schiamazzi. Decine di sanzioni a Bari per non aver rispettato il divieto di assembramento, moltissimi giovani in strada, alcuni senza mascherina. Movimento anche per le vie di Palermo, mentre i gestori si adoperavano per rispettare le norme di igiene. Qui denunce e sanzioni sono scattate ieri in un contesto del tutto diverso. Una folla si è radunata per i funerali di un 18enne morto dopo un incidente stradale, senza rispettare le misure di sicurezza. Troppo affollate anche le spiagge italiane, gestori e bagnanti alle prese con le nuove regole. Ecco il Poetto a Cagliari, in tanti questa mattina sono venuti qui per prendere il sole e fare il bagno. Ho provato ad attraversare il locale ma non c'è stato permesso senza mascherina, quindi sembra che si facciano rispettare le regole. È un po' difficile come situazione, dovrebbe, però ci si adatta, siamo tranquilli. Torna a popolarsi la Riviera Romagnola, ma non tutti sono riusciti a riaprire. A Rimini i bagni sono ancora chiusi, i gestori aspettano le linee guida comunali. Qui siamo a Grado, in Friuli Venezia Giulia. Sulle spiagge libere sono comparsi picchetti per indicare le distanze da rispettare. Se distanze si sta bene, credo sia l'ideale per gruppi familiari. Probabilmente ci sarà una lotta per avere i posti della spiaggia libera. Intanto sulla spiaggia di Mondello, presa d'assalto dai palermitani, controlli anti-assembramento. E allora andiamo a vedere in diretta con i nostri inviati che li vedete alle mie spalle, pronti per i collegamenti, qual è la situazione in Italia. Cominciamo dalla Sicilia, da Palermo, con